C'è chi ha preparato una poesia, chi ha allestito uno spettacolo teatrale, chi ha lavorato sulla conoscenza delle tradizioni enogastronomiche. Unico comune denominatore: valorizzare la lingua veneta. Sono più di 6.000 i bambini e i ragazzi che hanno partecipato alla 7ª edizione del concorso Tutela e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto, promosso dalla Regione Veneto in collaborazione con UNPLI e l'Ufficio Scolastico Regionale. I progetti vincenti nell'ambito dell'iniziativa, che era rivolta a tutte le scuole venete e alle scuole italiane in Istria, sono stati premiati a Venezia, con una cerimonia organizzata all'interno della chiesa dell'Istituto per l'Infanzia di Santa Maria della Pietà. È una gran soddisfazione perché nella miriade dei concorsi che vengono proposti alle scuole, io sono anche del settore, lo so, che a questo concorso dedicato alla tradizione, alla cultura, all'identità veneta ci sia questa enorme partecipazione delle scuole è una cosa veramente esaltante. Un grande successo, in 7 anni oltre 25.000 studenti veneti coinvolti, quest'anno 6.000, 138 progetti presentati dai ragazzi, 109 istituti scolastici di tutte le province del Veneto coinvolte per valorizzare quello che è un elemento identitario della nostra storia, della nostra tradizione, ovvero la lingua veneta. Una lingua riconosciuta anche a livello internazionale che rappresenta i nostri valori e che quindi è importante che sia parte del bagaglio degli studenti per affrontare anche quelle che sono le sfide del futuro. Il concorso, che si inserisce nel quadro dei festeggiamenti per la Festa del Popolo Veneto del 25 marzo, in molte occasioni ha portato i giovanissimi studenti a conoscere tradizioni sinora ignorate. Un esempio è il video dei ragazzi dell'Istituto Minghetti di Legnago, in provincia di Verona, con protagonista un vecchio classico della cucina scaligera. Abbiamo realizzato un video riguardante la potona, che è un piatto, un dolce tipico veneto. E questo video abbiamo realizzato mettendo insieme vari video di una mamma che faceva appunto la potona mentre la preparava, e sopra una voce che spiegava i vari passaggi per realizzarla e per spiegare insomma da dove deriva e insomma come si conserva, tutte insomma le cose legate appunto alla potona. Per ognuno dei 31 progetti vincenti, oltre all'attestato, anche un bonus in denaro che verrà utilizzato dalla scuola di provenienza. Gli importi vanno dai 400 ai 750 euro, grazie ad un montepremi totale di 15.000 euro messo a disposizione dalla Regione Veneto.